Il viaggio itinerante del videogiornale, tappa Favara, obiettivo a fuoco soprattutto sull'avviata, raccolta differenziata. Gli interventi al microfono, Dario Piparo. In questo momento a Favara uno dei temi più caldi riguarda la raccolta dei rifiuti. Molti ricorderanno come alla fine dello scorso novembre, a neanche 20 giorni dalla quarta giunta varata dal sindaco Manganella, è scattato il programma della differenziata porta a porta. È stato redatto e consegnato ai cittadini un calendario con relative indicazioni. Il tutto rimesso in discussione appena una settimana dopo, quando la discarica di Siculiana è stata chiusa per l'accomodamento delle vasche. Quindi calendario bloccato per cause di forza maggiori, fino a oggi, quando la discarica dei Catanzaro riapre i battenti. Intanto la città è stata colta e impreparata perché il pattume continua a campeggiare per le strade. Abbiamo chiesto a questo punto alcune indicazioni all'amministrazione. Oggi, massimo domani, e partiremo con il vecchio calendario in modo tale che i cittadini sappiano come il servizio riprenda, diciamo, nel migliore dei modi possibili e ritornando a quello che ci eravamo proposti fin dall'inizio. Facendo riferimento solo ad una settimana abbiamo visto che in discarica abbiamo portato il 36% in meno rispetto al passato. Questo significa in soldoni già un risparmio di 6.000 euro solo in una settimana. Adesso è di nuovo attiva la discarica siculiana, cosa cambierà? Si ritorna al sistema, diciamo, che avevate preventivato? Oggi abbiamo notizie confortanti perché la discarica di Siculiana riapre finalmente. Noi siamo stati ieri in contatto con l'avvocato Catania, che è l'avvocato della Catanzaro. Già ci hanno detto che in giornata, probabilmente oggi, firmeremo il contratto per conferire nuovamente a Siculiana, quindi dovrebbe da domani, speriamo, ritornare il vecchio calendario, quello che hanno a casa tutti i nostri concittadini, e speriamo di tornare ad una situazione di normalità. L'assessore con delega al ramo ambientale, Vincenzo Agro, illustrando il programma di fine novembre, promise una presa di posizione. Una volta ultimato e attivato il sistema di raccolta, rassegnerà le proprie dimissioni. Convinzione che Agro sembra mantenere, nonostante da Manganella arrivino posizioni diverse. Siccome l'assessore Agro l'ho nominato io solo ho il diritto di togliergli la delega, e siccome è un assessore bravissimo, molto competente, molto pronto e disponibile a lavorare per l'interesse del Paese, credo che Agro andrà via dalla giunta municipale quando andrò via io, cioè dire alla scadenza del nostro mandato. Ma intanto la situazione ha vissuto uno stallo importante, soprattutto in relazione alla delicatezza della questione in un comune come Favara. Il programma è appena il primo passo di una problematica culturale e amministrativa che in Sicilia tarda a decollare. Questa è l'opinione di alcuni cittadini favaresi. A questo punto non so quale giorno devo mettere la differenziata. Un giorno è il lunedì, un altro giorno lo cambiano, ma quando ho sentito forse era fino a oggi. Dopo non lo so. Diciamo, forse domani ritorna di nuovo come era prima, diciamo, dobbiamo attenerci alla scheda che ci hanno dato. Io la raccolta differenziata cerco di farla del mio meglio, però è un po' difficoltosa perché chi non ha spazio ha bisogno un sacco di spazio, giusto? E non ci sono tutte queste possibilità, ma comunque cerchiamo di fare del nostro meglio. Per lei, signora? Io vedo un gran casino in giro. La signora non è di qua. Per me è un gran casino che vedo in giro. È un problema. Cosa si potrebbe fare ulteriormente per provare, insomma, a risolvere questa situazione riguardante i rifiuti? Non penso che sia così facile perché normale da tutte le parti. Sinceramente la differenziata, non capisco perché. Prima secondo me ci dobbiamo abituare, giusto, perché da molti anni che non... e poi si vedrà.